Buongiorno a tutti ragazzi, ieri due fortissimi boati nel pomeriggio sono stati sentiti a Kamoksbal, che è una città russa ragazzi, che è al confine con la Mongolia. In effetti sono state tante le segnalazioni sui social e comunque hanno chiamato a davvero a tutti. In effetti ci sono stati questi due forti boati che provenivano dal cielo, però purtroppo, come sempre, queste cose sono frequenti ultimamente, si sentono in quasi tutto il mondo. I residenti di questa città, diciamo che Kamoksbal, come si pronuncia, che è al confine con la Mongolia, diciamo è russa questa città, hanno chiamato di tutto, vigili, diciamo tutte le cose di appartenenza loro, ma non c'è stato nulla da fare ragazzi. Aerei forti, diciamo che nel boom sonico, come sappiamo noi, che quando passa un aereo non ce ne sono stati. Le esercitazioni di, diciamo, di aeroplani e di questi F, come si chiamano loro, non ci stavano. Quindi in effetti ragazzi non c'è stato, diciamo, questo bang sonico come si viene percepito, che è come un boato quando gli aerei rompono il muro del suono, quindi sono gli F-16 in effetti, a quanto mi pare. Quindi sono il bang supersonico, ma in effetti in questa regione ragazzi non, perlomeno dai dati militari non c'è sta nulla in corso, né tantomeno aerei provenienti dalla Mongolia, anche perché sapete che non possono entrare in territorio russo perché vengono subito abbattuti, quindi non esistevano che erano aerei provenienti da un'altra nazione in effetti, quindi il mistero rimane. Non è la prima volta che sentiamo questo boom sonico, boati nel cielo, c'è chi pensa che sia l'Apocalisse, chi è le trombe dell'Apocalisse, comunque fatto sta che la gente ha tenuto paura, panico, giustamente questi boati che poi provengono dal cielo, quindi se non sono aerei militari, non sono aerei che vengono da fuori, anche perché in Russia non è che un aereo può entrare così facilmente da un'altra parte, quindi non pensateci proprio. Quindi hanno smentito che non ci sono state esercitazioni e nulla. Questi due boati forti che hanno fatto, diciamo, tremare anche i vetri, diciamo, delle case, diciamo, di questa cittadina russa. Quindi ragazzi, un mistero sempre nel mistero, perché questi forti boati vengono avvistati in tutti i cieli, sentite, in tutti i cieli di tutto il mondo. Capita in Italia, capita ma in Francia, ovunque ragazzi. Stavolta è toccata alla Russia, quindi non è una novità questo forte boato. Qui ce ne sono stati due addirittura, però non si sa mai la verità purtroppo. Quindi sempre la colpa agli aerei, ogni volta qualche cosa, una volta vengono confermati che sono gli aerei, a volte non sanno neanche loro, quindi a volte secondo me lo fanno giusto per far stare zitte le persone, ma in realtà chissà che cosa sono sti forti boati. Terremoti non ce ne sono stati, quindi questo boato, anzi questi due boati, da dove sono venuti? Quindi ragazzi, come sempre il mistero rimane un mistero e come sempre noi non ne sapremo mai nulla. Ciao a tutti ragazzi e arrivederci.